Antonio De Poli, sono in rivolta ai comuni per i tagli prospettati soprattutto a quei comuni che hanno avuto più fondi del PNRR. Come risolvere la questione e qual è la sua posizione? Ma intanto bisogna sicuramente non tagliare i comuni, è stata esclusa la spesa sociale, ma questo non è sicuramente sufficiente. Oggi più di 80 milioni di tagli ai comuni veneti, 250 milioni di tagli a tutti i comuni italiani. Io credo che chi ha fatto bene, che ha preso delle risorse del PNRR, le sta realizzando oggi, non possono venire penalizzati. Se noi diamo questo messaggio di taglio a quei comuni efficienti che stanno facendo quei progetti, corriamo il rischio domani, oggi stesso, di non avere i comuni che poi accedono ai fondi per realizzare le opere necessarie, chiaramente a quelli che sono i servizi per i cittadini, dalle strade a qualsiasi altra opera che oggi abbiamo la possibilità di poter fare. Quindi io credo che su questo sia necessario un tavolo per rivedere questi tagli e metterci attorno comuni, chiaramente province e di conseguenza lo Stato. E capire con che altri fondi poter coprire queste mancanze chiaramente di risorse. La spending review non può cadere nei comuni virtuosi che stanno facendo i progetti, e sono progetti che sono stati richiesti dal governo, dai comuni, dalle regioni, e di conseguenza che devono essere rendicontati entro il 2026, tra l'altro, alla comunità europea. Cosa facciamo? Tagliamo e leviamo i progetti necessari? Io credo che su questo si deve fare una riflessione tutti assieme. Che margini ci sono per ottenere dal governo questo passo indietro? I margini chiaramente vanno sempre all'interno di una discussione che deve trovare condivisione. Io credo che questa sia la partenza per poter raggiungere l'obiettivo di non penalizzare i nostri territori. L'Italia ha avuto tra l'altro accesso anche prima di altri alle nuove rate del PNRR, ma stiamo andando bene oppure andare bene non conviene? Come al solito i virtuosi rischiano di essere un po' più penalizzati. Ma io credo che oggi stiamo andando bene rispetto ai progetti e ai percorsi delle rate del PNRR. Siamo stati il primo Stato a livello chiaramente europeo, siamo l'Italia tra gli Stati che ha avuto maggior risorse dal PNRR, e credo che quindi andare adesso a frenare i progetti e chi li sta già realizzando, corriamo il rischio di avere un cortocircuito che non possiamo permettercelo.